I vini del Friuli Venezia Giulia sono capaci di emozionare anche perché sono il portavoce delle molte peculiarità di questa splendida regione. I vini del Friuli hanno un profilo che li riconduce sempre al territorio. Il Friuli è considerato il luogo di nascita di alcuni dei migliori vini bianchi del bel paese. Una situazione dovuta alla scelta da parte di molti produttori di puntare sulla qualità. In realtà, in questa regione è facile trovare eccellenti espressioni anche di vini rossi. Il Friuli è un'infinita scoperta. Quest'anno il Friuli Venezia Giulia, con un record nel numero di aziende vitivinicole della regione partecipanti, sarà sicuramente tra i protagonisti al Vinitaly, la manifestazione che più di ogni altra ha scandito l'evoluzione del sistema vitivinicolo nazionale ed internazionale, contribuendo a fare del vino una delle più coinvolgenti e dinamiche realtà del Made in Italy. In programma a Verona dal 10 al 13 aprile. Una lunga e vincente tradizione. Passione e professionalità sono gli ingredienti fondamentali alla base del successo dell'azienda agricola Scarbolo di Spessa di Cividale, che coltiva con cura e dedizione la vite. Un'attività fatta di ottimi vini e grande attenzione per la vigna. Dalle viti esposte a sud-ovest e ottimamente ventilate si ottengono vini di eccellente qualità, autoctoni e non, tipici dei colli orientali. Uno staff che opera con dedizione all'interno di 22 ettari di vigneti, con una produzione annua che si attesta su circa 100.000 bottiglie. 19 le varietà di vini e spumanti a catalogo. In questo momento sta riscuotendo un buon successo la ribolla gialla, soprattutto nella versione spumante. Ma non dimentichiamo Cabernet, Schioppettino e Friulano, sempre molto apprezzati. A completare la gamma degli ottimi vini ci sono i bianchi, Sauvignon, Chardonnay, Pinot Grigio, Verduzzo Friulano e Picolit. Mentre la carta dei rossi si compone anche di Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Ronco di Canova, Franconia e, da non dimenticare, il Pignolo, invecchiato oltre 4 anni. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. E ogni palato potrà incontrare quanto cerca. I mercati di riferimento sono quello locale e il Veneto, ma non si trascura nemmeno l'estero. Austria, Germania e Repubblica Ceca sono canali di export ormai consolidati.